Treviso con Conte che va a cercare di recuperare il primo pallone, la palla che viene recuperata dal Treviso perché Conte fa passare dietro la sfera e quindi c'è Zamuner che torna quindi a fare il terzino sinistro, a battere la rimessa. Naturalmente il Jolly, essendo naturalmente un po' tutto a fare, va a fare attenzione, c'è la palla per la Feltrese, esce bene, esce molto bene Bortolin sull'assist sulla palla filtrante per Herrera, buona guardia, estremo difensore Conte, il primo corner della partita per il Treviso, sempre Conte che magari speriamo riesca a battere un po' meglio questo calcio d'angolo, batte Conte, il pallone che gira molto bene per Torna, la palla rimane lì, poi Zamuner che prova con il sinistro, primo tiro in porta del Treviso, sesto minuto di gioco, ci dava animi, ma non mi sembrava neanche che ci fosse. Porca, per fortuna non gliel'ha data larga. Io buono David. La seconda che sbaglia così. Battuta corta a favore di Matteo Tonna che mi riceve il pallone, poi Bortolin, il rilancio lungo a cercare lo scatto di Mason, è buono lo scatto di Mason, il sinistro, invece Mason di tirare una cannonata, è andato a ciabattare il sinistro, occasione per il Treviso, quarto d'ora. Ritirato, si è spento alla lunga e adesso sicuramente la partita diventa difficile, sono quelle gare che bisogna sbloccare per renderle più agevoli. Finora la Feltrese sta facendo molto bene il proprio compito, Treviso che invece deve adesso anche cominciare a essere attento, attenzione, il pallone buono per Herrera, in area di rigore, Herrera, il miracolo di Bortolin, minuto 32, l'avevamo appena detto, il Treviso si è addormentato, gran palla per Herrera, l'estremo difensore bianco-celeste, ora il rinvio da parte di Gianluca Bortolin a cercare Mason, poi ci prova con un po' di coraggio il Treviso con Mason che prova ancora e dal limite dell'aria spara alto, incredibile, e invece qui bisogna segnare il gol. Conte, il pallone dentro per Shaban, poi la palla per Campagnolo che cerca Zamuner, arma il sinistro, Zamuner non lo trova, poi prova il pallone che è difficilissimo, era un logo, tiro di Zamuner, grande parata di Casanova, grandissima, la palla ritorna dalla parte di Conte che la rimette dentro, la palla viene toccata, poi c'è Mason, il destro, ancora toccato, ancora deviato, però questa volta arriva Casanova, evita almeno il calcio d'angolo che poi non sbaglia, poi Conte di destra e fuori, a porta vuota, Conte si divora il gol del vantaggio, sarebbe stato un euro, l'estremo difensore bianco-celeste, scusate, Granate, quindi fa ripartire l'azione dei suoi cercando subito il lancio per Herrera, arriva Pilotto prima di tutti, poi arriva un Baloma che riesce a tenere la palla in gioco, grande giocata di Baloma che va via mezzo due, Baloma vuole liberare il sinistro, Baloma, la palla per Malacanne, palla il sinistro, palla fuori, ma era tutto fermo per un fuorigioco, ci sentiamo di dire assolutamente inventato da parte del guardalinea. Adesso qui sono persi a protestare, il Treviso riparte subito con Shaban, vediamo cosa fa, Shaban, va lui fino alla fine, doveva scaricarla per Del Papa che naturalmente lo ha mandato anche a quel paese in maniera anche del tutto buonaria, ma nel Treviso per passare c'è il fallo nel primo tempo, vediamo quale sarà la scelta, Campagnolo per Conte, la palla passa e gol! Gol del Treviso! Angelo Conte trova l'angolino alla destra di Casanova e la sblocca lui! Angelo Conte, 46esimo minuto, Treviso 1, Feltrese 0, con un calcio in punizione. Sicuramente il tempo dominato dalla formazione biancoceleste, anche se anche la Feltrese si è fatta vedere. Ora prova a partire forte nel primo tempo la formazione di casa con il cross da parte di nessuna sorpresa, mette il pallone peso dentro mani di rigore, va a terra un giocatore della Feltrese, tutto normale, si gioca con Baloma che mette il pallone dentro per me, miracolo di
noi siamo all'interno della tribuna stampa dello stadio Zunitauro. Ora buono l'intervento, giallo, non fischiato su Conte, attenzione perché c'è la Feltrese in avanti, ancora il pallone dentro per Mele giù, calcio di rigore, nettissimo il calcio di rigore. Ma tutto pronto per l'esecuzione dagli 11 metri. Batte Mele, gol. Pareggio della Feltrese al 50esimo, gol di Mele sul calcio di rigore giustissimo, ma azione molto il proprio compagno, ci scivola molto sul terreno di gioco dello stadio di Feltre. Ora ancora la formazione di casa che prova ad andarsi via, grande giocata di Balomma, il pallone dentro, Orfino ci mette una pezza e calcio d'angolo. È stato anche un po' sfortunato in queste prime ore di gioco, batte Mele il pallone che arriva dalle parti di Bortolin che lo mette fuori, poi il tentativo di sinistro da parte di un giocatore della Feltrese, palla che finisce sul fondo, grande fischiata dell'arbitro, anzi non fischiata perché l'intervento di Zammer era nettamente sulla spalla, il pallone però viene recuperato dalla Feltrese, attenzione con Mele, pallone dentro per Herrera, grande intervento di Ton che assieme a Malandon evita guai peggiori per il Treviso che si deve dare assolutamente una svegliata. Ora prova a ripartire il contropiede con Conte che mira il suo fronte sotto salita, proprio lui sinistro, i Montoni di Casanova, calcio d'angolo per il Treviso con il numero 10 della Treviso, addirittura parte anche Conte a dare una mano alla barriera, parte dal compare il pallone per uscire dall'altra parte, la palla rimane lì, sulla linea la salva, rilancia con il sinistro a cercare Campagnolo che scivola, rimane da sola, fa veramente fatica a stare in campo Piaz con un gioco di gambe su Campagnolo, bravo Piaz, poi grande giocata di Balomma per Piaz, il pallone dentro, c'è Matteo Tron che deve soprattutto tenere calmi i nervi perché è chiaro che la situazione è da tenere. Attenzione, Herrera si gira bene in un fazzoletto, attenzione, pallone per Mele al 35esimo, la Feltrese va in vantaggio, ancora Mele, difesa del Treviso perforata centralmente. E adesso è veramente difficile, 2-1 per la Feltrese. Sicuramente è iniziato male il campionato del Treviso, malissimo, nessuno forse si poteva aspettare questa debacle per la Ganz fuori gioco, giustissimo, clamoroso, ma è giusto, era ampiamente in fuori gioco Ganz. Adesso l'arbitro sicuramente fischierà alla fine perché Zammuner deve solo lanciarla in avanti, ci prova così con questo lancio per Vitteri, arriva Malacarne, la palla in rimessa laterale, ma arriva adesso il triplice fischio del signor De Martini, inizia malissimo la stagione del Treviso che perde 2-1 allo stadio Zunitauro contro la Feltrese. Ricordiamo la sequenza delle reti, 1-0 il vantaggio del Treviso con Conte al 46esimo, poi nel secondo tempo il Treviso è sparito e adesso c'è un po' di nervi tesi in campo, dispiace sempre, naturalmente questo è un po' la conferma che qualcosa non è funzionato a livello mentale per il Treviso, quindi ricordiamo nel secondo tempo si è visto raggiungere da